A tutto campo Serie D, nella sigla leggete conduce Marco Agrusti, io sono qua solo per dirgli benvenuto e dargli poi la parola, insomma. Allora, vedete, il nostro proiettore, questo è Tutto Campo Serie D, io sono sempre quello che dicono ha ideato questo programma, a Tutto Campo Serie D, però verrà condotto appunto da Marco Agrusti, che saluto. Ciao Marco. Un saluto a tutti e un saluto anche a te Massimo, buona Serie D, la Serie D, il programma comincia questa settimana, la Serie D è cominciata 2 settimane fa ed è cominciata con dei gol fantastici che andremo a vedere come quello di Zubin, ma non voglio svelarvi niente perché adesso ci saranno delle grandi novità. Eh sì, la Serie D è un campionato, Marco, che faccio un po' di cronistoria, visto che è la prima puntata, anche per spiegare quali sono le idee della nostra redazione. Noi siamo partiti 4 anni fa con un progetto, quello che ho presentato al nostro direttore Davide Michelic, che era basato sull'eccellenza, sul campionato dilettanti. Mancava un po' la Serie D, poi pian piano l'abbiamo aggiunta. Abbiamo un direttore fantastico che ci permette di sviluppare sempre le nostre idee, è nato questo programma che quest'anno vuole migliorarsi ancora, crescere ancora, ed è una categoria che non possiamo sicuramente ignorare, vero Marco? Diciamo che c'è l'eccellenza, che è il massimo campionato dilettantistico, e questa che è la vetrina per poi puntare al professionismo. Beh, è un po' come la nostra Serie A, Massimo, sì, e noi dobbiamo trattarla. Adesso, l'anno scorso abbiamo fatto un grandissimo lavoro, abbiamo trovato gli accordi, i collegamenti necessari per poter fare la Serie D, adesso siamo partiti, non ci ferma più nessuno. È vero, noi cercheremo di essere il più completi possibile, sarà compito di Marco poi naturalmente trattare tutti gli argomenti, però quando parliamo di accordi e di sinergie è fondamentale la collaborazione con il Pordenone Calcio. Proprio sulla nostra scenografia possiamo vedere questa bella immagine dedicata al Pordenone, perché questa è stata scelta la vediamo adesso anche proprio all'interno del nostro studio, del nostro proiettore, è stata scelta come scenografia dalla società, con tutto il settore giovanile che ha sfilato e ha formato naturalmente questa scritta PN Pordenone. Bellissimo colpo d'occhio, il Pordenone è una delle nostre eccellenze a livello calcistico regionale, e anche per questa TV continua una collaborazione importante con la squadra che, possiamo dirlo, è tra le più in vista in questo momento nel panorama regionale. Ma assolutamente Massimo, è tra le più in vista ed è tra le più forti, adesso parliamoci chiaro, perché in questo momento il Pordenone può essere considerata a tutti gli effetti la seconda squadra della regione, in quanto proprio a potenza di fuoco possiamo chiamarla, perché mira alla vittoria del campionato, non ci sono dubbi, quest'anno non si scherza, c'è la C unica che l'aspetta, e quindi la seguiremo per tutto l'anno, la seguiremo domenica prossima, la seguiremo domani, la seguiremo sempre, con la speranza appunto di poter raccontare un successo. Ma non solo, perché cercheremo in questo programma naturalmente di toccare tutti gli argomenti della domenica della Serie D, lo faremo anche oggi, però vogliamo cominciare appunto dai neroverdi. Hai parlato di potenza di fuoco, no? Potenza in fase offensiva. Non male. C'è tanta roba là davanti, l'abbiamo, diciamo per usare un eufemismo, intravista, l'abbiamo vista bene. Dai, da conduttore lancia tu il prossimo servizio, vuoi farlo? Perché allora, poi tocca a te, esatto, io l'ho realizzato, ma lancialo tu. Esatto, allora il servizio di Massimo Radina, realizzato da lui, le 2 Z, Zanardo Zubin. Che gol di Emil Zubin, il genio di Zanardo, il lampo del Pordenone. A una squadra così basta anche un lampo per vincere una partita, perché la rosa è piena di talenti. Basta un'idea. Ecco il genio di Zanardo, con un colpo di tacco, ispira Emil Zubin. Che gol quello del bomber nero-verde, confezionato assieme ad uno che parla la sua lingua, è la lingua del gol, e i due si trovano già a meraviglia. È tutto merito suo, dice Zubin, che indica insistentemente Zanardo. Il numero 10 inventa e ispira, lui, Zubin, concretizza e sono punti. 6 per l'esaltezza e il Pordenone è a punteggio pieno in Serie D.
Godeas ha infiammato il mercato di questa categoria, la Triestina ha fatto un colpo, come il Marano Vicentino con Bonazzoli, ma adesso in campo il Pordenone conferma di essere grande con questi fenomeni, e anche perché poi certi nomi se li inventa solo chi ha il vivaio. Non era Buratto, era Berzotti, Era Berzotti, sì, come era Kautz e come ne saranno altri, perché a Pordenone non si mette in mostra il settore giovanile per bellezza, ma investimento per il futuro, il primo vero colpo di mercato di Lovisa e Soci. Poi ci sono i Zubin e i Zanardo che arrivano e ti fanno diventare ancora più grande. La coppia già funziona e può portare il Pordenone, non diciamo dove, stavolta usiamo la scaramanzia. Non abbiamo pronunciato la parola Lega Pro, no? Un po' di scaramanzia secondo te ci vuole, visto che siamo a inizio stagione, oppure no? Ma secondo me è d'obbligo, siamo italiani anche per questo, quindi un po' di scaramanzia ci vuole sempre. Chi dice vinceremmo di solito vince raramente. Quest'anno il Pordenone è partito, certamente per vincere, però comunque con pochi proclami ma tanto lavoro e gli effetti si vedono già. Il Pordenone gioca bene quest'anno. Gioca bene, Zanardo Zubin, no? Abbiamo detto le 2Z, ne abbiamo parlato nel servizio di questa coppia gol che ha già davvero una grande sintonia. Tu che l'hai visto già le prime due partite, spiegaci un po' come li hai visti tu. Ma questi due, Massimo, sembrano giocare da una vita assieme. È vero? Sì, sembrano giocare da una vita assieme. Zanardo trova Zubin, Zubin ritrova Zanardo, Zanardo inventa, Zubin finalizza, alcune volte succede il contrario, però il vero cambio di passo a questa squadra l'ha dato proprio Paolo Zanardo, un giocatore per la categoria fantastico, un giocatore che inventa, che ha quell'idea, l'abbiamo appena vista, una di queste idee, forse la più bella per il momento di quest'anno, ha quelle idee che forse sono mancate fino adesso, che sono in grado di mettere Zubin davanti alla porta, e Zubin davanti alla porta non sbaglia. Neanche un po'. Ti faccio una domanda cattiva a quei tifosi che hanno criticato la società per l'addio di Sessolo. Sessolo ha dato tanto al Pordenone, ci mancherebbe, è uno dei grandi giocatori della categoria, però con tutto il rispetto, dopo aver visto l'opera Zanardo, forse un po' di l'opinione, un po' di cattiveria sulla società in meno si possono dire, no? Ma non solo Zanardo, secondo me gli ultra del Pordenone, che sono comunque degli ultra fantastici perché seguono la squadra dappertutto in Serie D. Abbiamo visto. Esatto, è rarissimo che succeda in Serie D, però avrebbero dovuto pensare anche dall'attacco in giù, perché non solo Sessolo e non solo Zanardo quest'anno, ma quest'anno sono arrivati grandi giocatori come Daniele Mattielic, come Niccolini in difesa, sono giocatori che sono complementari poi all'attacco. Se l'attacco funziona bene non è solo perché c'è Zanardo al posto di Sessolo, Sessolo rimane un grandissimo giocatore, un grandissimo capitano del Pordenone, ma c'è tutta una struttura dietro che l'anno scorso non c'era. E poi se vuoi vincere devi fare delle scelte, magari anche dolorose, poi solo il campo può dimostrare se sono giuste o meno. Per il momento le scelte del mercato del Pordenone funzionano, perché si è parlato tanto dei colpi, Godeas a Trieste, abbiamo detto nel servizio, Bonazzoli al Marano Vicentino, ma non dimentichiamoci appunto, come dici tu Marco, che questo Pordenone ha fatto il mercato con largo anticipo e la sensazione è che lo ha fatto molto bene. Attenzione alle All Star, Massimo, ai Dream Team delle categorie, funzionano raramente, adesso poi tutti liberi di smentirmi, però fare un album di figurine, tra virgolette, è molto più facile che fare una vera squadra. Ecco, il Pordenone sembra avere una vera squadra quest'anno, gli altri per ora hanno un album di figurine. Stiamo vedendo proprio all'interno della nostra scenografia nuova, ecco, c'è anche questa novità, uno studio nuovo, lo avete già visto nelle nostre trasmissioni che sono iniziate, la domenica c'è il lunedì in gol, c'è il martedì con la Serie D, con questo studio, con le immagini che fanno parte, naturalmente questa è la nostra filosofia della trasmissione, e sono loro a fare la differenza. Poi noi tutti cerchiamo di metterci competenza e passione, ma poi sono queste cose che fanno diventare la trasmissione, io credo, ancora più accattivante. Le immagini, e le immagini hanno parlato, stanno parlando di Zanardo, di Zubin, ma abbiamo toccato anche il discorso settore giovanile, perché ne è uscito un altro, vero Grusti? Si chiama Berzotti, curiosa assonanza con Berzotti, sì. Non c'entra niente, lo chiariamo subito, però c'entra moltissimo col calcio e c'entra moltissimo con questa categoria, perché questo Berzotti è un 96 che ha esordito nel silenzio totale, non l'aveva scoperto nessuno, centinaia di giornalisti non l'avevano scoperto, e questo ragazzo è entrato domenica, ha preso una traversa, ha giocato con personalità,
sembrava uno del Pordenone ormai da 3-4 anni, ha stupito tutti, il Bottecchia era in piedi per lui. Il Bottecchia in piedi per lui, ecco qua il Bottecchia che abbiamo intravisto, e cosa significa questo, Marco? Che c'è una società che lavora davvero bene sul settore giovanile, perché abbiamo visto quella sfilata ad inizio gara, prima della gara, non è solo un qualcosa per farsi belli, no? No, è un progetto serio. È un progetto che porta i Cauz e i Barzotti, no? È un progetto serio che porta i Cauz poi ad essere ceduti magari a una realtà più importante come è indubbiamente quella dello Spezia, che però porta poi del beneficio al Pordenone in tutti i sensi, non nascondiamoci dietro un dito, e poi porta i Barzotti, ma soprattutto porta una consapevolezza da parte degli stessi ragazzini di far parte di qualcosa. Tu chiedi a un ragazzino del Pordenone e lui ti risponde: sono del Pordenone, se sa di che cosa sta facendo parte, ha la borsa del Pordenone, è tutto nero-verde dalla testa ai piedi, questo vuol dire crea un'identità. E qualche immagine di questa sfilata l'abbiamo vista adesso in trasmissione, ma vedremo a fine puntata la clip con le immagini appunto raccolte al Bottecchia di questa presentazione del settore giovanile che ha dato il là alla stagione nero-verde che è iniziata domenica sul proprio campo. Le immagini girate dal nostro Davide Pettarini, bellissime, che ve le proporremo a fine puntata. Adesso un po' di pubblicità, poi torniamo sempre insieme con Marco Grusti, che è il nuovo conduttore della trasmissione A Tutto Campo Serie D. Solo per oggi in mia compagnia, poi che è comunque gradita, Massimo? Va bene, poi magari porta ospiti più importanti di me, insomma. Porteremo tutti i calciatori qua. Benissimo, a fra poco con A Tutto Campo Serie D. Ed eccoci qua, ben ritrovati, seconda parte del Tutto Campo Serie D con Marco Grusti, Pordenone Tamai, perché voglio subito, questo ci dà il là per poi parlare anche delle altre squadre in questa puntata, però domani l'appuntamento lo vedevamo in grafica alle ore 15, Coppa Italia. Che partita sarà e conta la Coppa Italia? La Coppa Italia conta perché comunque sono solo due le competizioni a cui partecipano queste squadre, una o l'altra. Per il presidente Lovisa sicuramente conta, lui l'aveva sempre detto, vogliamo farci conoscere anche oltre i confini del Triveneto, ce l'ha fatta con la Team Cup, ma ora bisogna andare avanti anche in Coppa Italia. Il problema qual è? Il problema è che c'è il Tamai, che ha già battuto due provinciali di Serie D, che sono la San Vitese e la Sacilese, adesso è pronto a far fuori anche la terza. Il Tamai quest'anno non le manda a dire a nessuno, e soprattutto la dirigenza del Tamai non è mai stata buonissima con quella del Pordenone, soprattutto sulle colonne dei quotidiani locali, per cui insomma si attende un derby vero. Un derby sentito anche, un Tamai che fa parlare di sé perché c'è Simone Motta all'orizzonte? C'è Simone Motta molto più vicino rispetto che all'orizzonte. All'orizzonte poteva esserlo 2 settimane fa, adesso Simone Motta diciamo che è a un passo dal mettere gli scarpini e entrare in campo poi al comunale di Tamai. Allora glielo chiediamo a lui. Glielo chiediamo direttamente, dai. Al telefono Simone Motta. Ciao Simone, ci senti? Sì, ciao a tutti. Ciao, grazie per aver risposto alla nostra chiamata. Allora a questo punto parlano sempre i giornali, i giornalisti, facciamo parlare i protagonisti. Dici tu qual è la situazione? No, certo, niente, la situazione è semplice. Io ho fatto la rescissione con Novara, poi ero sotto contratto, quindi ho fatto il ritiro con i disoccupati, no, dell'AIC, dopodiché dopo Ferragosto avevo bisogno di allenarmi insomma per cercare una sistemazione con la chiusura del mercato professionistico, oppure insomma un'eventuale sistemazione, farmi trovare pronto, ecco. Quindi devo ringraziare Birtic e la società del Tamai, perché sono stati gli unici che mi hanno permesso insomma di allenarmi, ecco. Quindi. Ecco, però dopo l'allenamento è chiaro che avere Simone Motta lì in casa, Birtic ci ha provato, diciamo così. Simone Motta è un attaccante che fa gol ad una squadra di Serie D, c'è stato, se ce lo confermi Simone, diciamo, avete imbastito una trattativa, questa trattativa può arrivare a buon fine, se sì quando? Ma guarda, io sono 3 settimane che mi alleno, questa sarebbe la quarta, ecco. Abbiamo iniziato a parlare di una possibilità di tesseramento solamente ieri, quindi è stata una cosa molto tranquilla che
è nata piano piano, diciamo che insomma ci siamo trovati bene, ecco. Io mi sono trovato molto bene con l'ambiente e tutto, tra l'altro ho vissuto proprio il momento della festa dei 40 anni, insomma, che c'è stato a Tamaio. Hai capito che è un bell'ambiente? Insomma, che non conoscevo, ecco, quindi certo. Probabilmente anche magari la società è rimasta contenta di come mi sono allenato, insomma, del modo, insomma, di avermi conosciuto, e abbiamo provato a fare questo discorso, ecco, ma è stato solamente ieri una mezz'oretta abbiamo parlato così di questa cosa, che è una cosa che sicuramente mi interessa, e così quindi potremmo trovare una soluzione, però i giornali diciamo che hanno corso un po' in anticipo, ecco. Ho capito. Marco Grusti, qualche curiosità per Simone Motta? Ma Simone, intanto ti saluto e ti faccio l'in bocca al lupo per la stagione. Ciao. In qualsiasi modo cominci questa stagione. Se dovessi firmare con il Tamai, sarebbe una firma a tempo, ovvero fino a gennaio per poi vedere se c'è un'opportunità in categorie più alte, oppure saresti disposto anche, visto che sei un classe 77, a finire la stagione con il Tamai? I tifosi lo sperano ormai. Questa è stata abbiamo parlato anche di questo, ma io sinceramente non avevo preso in considerazione, anche perché sono abituato, cioè è giusto quando si inizia una cosa, è giusto iniziarla con convinzione di farla e iniziarla per portarla anche a termine, quindi abbiamo parlato anche di questo, e comunque è apprezzabile, perché voglio dire, i dirigenti del Tamai ci tengono anche a quello che magari potrebbe essere la mia ambizione, però è anche vero, come detto, a 36 anni, che insomma mirare a proseguire nella carriera professionistica è anche un po' dura, poi visto anche le regole che ci sono, le norme, insomma, che ci sono in questo momento in Lega Pro, la vedo un po' difficile tornarci, quindi io credo che se troveremo una soluzione, se si inizierà questo rapporto, l'obiettivo è quello di portarlo a termine fino a fine stagione, ecco. Poi mai dire mai, però almeno dal mio punto di vista è quello di iniziare una cosa per portarla a termine. Ok, questo farà piacere comunque ai tifosi del Tamai quando arriverà l'accordo, insomma, in caso saremo pronti a darne notizia. Simone, l'ultimissima curiosità e poi ti lasciamo: cosa pensi degli acquisti in Serie D che fanno clamore, come farebbe clamore Motta a Tamai, di Godes a Trieste e Bonazzoli a Marano Vicentino? Cosa pensi? Sicuramente sono degli acquisti che fanno la differenza. Dennis l'ha dimostrato anche l'anno scorso in Lega Pro, che sì, nonostante l'età comunque è uno che fa sempre la differenza, quindi la farà ancora di più in Serie D sicuramente. Fa ancora più clamore quello di Bonazzoli, forse perché Dennis comunque la Triestina è legato, sì. Si poteva anche preannunciare, insomma, che si potesse rifare questo matrimonio, no? tra Dennis e Triestina, quindi sicuramente quella di Bonazzoli, anche perché anche lui l'anno scorso, insomma, ci ha giocato contro quando era a Padova l'anno scorso, e anche in Serie B ha dimostrato comunque di poter farla ancora la differenza, quindi sono rimasto sinceramente sorpreso che potesse scegliere di scendere così di categoria, ecco, perché secondo me è un attaccante che farebbe ancora bene non solo in Lega Pro, anche più in su, penso, quindi grazie Simone. Sono rimasto molto sorpreso. Grazie, e allora chissà, se ci vediamo sui campi di Serie D lo sapremo solo fra poco, ma manca ancora qualche dettaglio. Grazie Speriamo, Simone. Perché insomma avrei voglia di iniziare questa stagione finalmente. Va bene, grazie Simone Motta. Grazie Simone. Ciao, grazie a voi. Marco, dopo queste parole di Simone, allora quanto manca per l'accordo col Tamai? Pochissimo. Non siamo noi ad aver corso troppo, in realtà la trattativa c'è da qualche giorno. Quindi il Tamai come cambia?
con l'arrivo di Simone Motta innanzitutto esce chi? Il Tamai cambia, uscirà molto probabilmente Federico Furlan, uscirà Rossi, centrocampista che era stato preso proprio quest'estate, è già uscito Yuri che è tornato al Pordenone perché era chiaramente in prestito, uscirà molto probabilmente anche Alba e quindi è un sacrificio per il Tamai che praticamente taglierà 4 giocatori, se non sono 4 saranno 3, in ogni caso sono tanti, per avere un giocatore come Motta. Tamai che ha preso, ricordiamoci anche notizia di ieri, quindi freschissima, ha preso anche Marco Ortolan. Ortolan è un classe 90, un centrocampista, ex Pontedera, ex Feral Salò, solo professionismo nella sua carriera, quindi è un Tamai che ha aspettato gli ultimi giorni di mercato per fare cose che gli altri si sono praticamente sognati. E dove vedi il Tamai in questa Serie D allora? Adesso lo vediamo e lo vedremo molto più in su, secondo me. E noi nella puntata che avevamo fatto a Lignano avevamo dato il Tamai ultima tra le provinciali nella provincia di Pordenone. Adesso non è assolutamente ultima, è assolutamente no, adesso è alla pari della Sacilese a mio parere, altra bella squadra. Ha fatto molto bene con Marano Vicentino, bella però niente punti. Niente punti, mi ricollego al Marano Vicentino per dare un seguito a quanto aveva detto Simone Motta ai nostri microfoni appunto, e non capiva perché Bonazzoli fosse andato al Marano Vicentino. C'è una ragione in realtà molto concreta che è insomma un trattamento economico che le altre squadre si sognano, questa è la ragione. Senti, parlando ancora delle nostre regionali, l'UFM che hai visto contro il Pordenone con un grandissimo contento però ancora in difficoltà. E sta facendo fatica la squadra di Zoratti, sta facendo fatica, hai ragione Massimo, però può risalire la china. Io non sono disfattista parlando del Monfalcone. Il Monfalcone ha avuto un battesimo di fuoco tremendo contro il Vittorio Veneto, era la prima partita in Serie D, ha detto bene Giuliano Zoratti negli spogliatoi del Bottecchia: questa è la Serie D, molti giocatori tirano ancora indietro la gamba oppure richiedono un fallo subito all'arbitro appena toccati. La Serie D è diversa, bisogna stare in piedi, bisogna giocare 90 minuti con grandissima intensità. Quando il Monfalcone lo imparerà inizierà la sua Serie D e potrebbe anche non essere tardi. San Vitese Triestina, grandissima sfida. La sfida della domenica sicuramente, Pordenone a parte chiaramente perché essendo una favorita è importante ogni partita che gioca, ma San Vitese Triestina e San Vitese Triestina, si ricordano tutti ancora dell'ultimo San Vitese Triestina, ci fu addirittura uno spario in area a salve dei carabinieri, c'erano più di 2000 tifosi al comunale di San Vito, gli ultra della Triestina, una grandissima festa in campo. La San Vitese era appena stata promossa in Serie D, ci è rimasta per 20 anni fino adesso, la Triestina ci torna quest'anno, sarà una grandissima sfida. Tra due squadre che una non sta bene, va detto, la squadra di Muzzin che ha ancora difficoltà e l'altra che è ancora molto in rodaggio. Attenzione alle sorprese, quindi mi verrebbe da dire, perché non si tratta di una squadra che sta correndo come un treno, avrebbe dovuto essere la Triestina, e la San Vitese ha fatto vedere qualche piccolo passo in avanti in casa del Vittorio Veneto. Ha perso, è vero, ma non ha preso 3 scopole come domenica prima. Certo. Quindi attenzione alle sorprese, perché si giocherà in un clima che sarà unico, come sarà unico in tantissimi campi della Serie D che vedranno arrivarsi la Triestina. L'abbiamo visto l'anno scorso in eccellenza, non sarà tanto diverso quest'anno. Non sarà diverso. Poi è ancora davvero presto, c'è tutta una stagione da vivere, da commentare, da analizzare e lo farete insieme a Marco Agrusti e i suoi ospiti. Prima di salutarci torniamo, domani c'è derby, noi ci siamo Pordenone con le nostre telecamere, la tua cronaca, giovedì mostreremo una partita. Il derby con qualche precedente? Il derby con un precedente solo in Coppa Italia, in realtà era la stagione 2001-2002, quindi ormai sono più di 10 anni fa, sono 11 o 12 anni fa perché era il 2001, vinse il Pordenone per 2-0 con il Tamai, era quella volta un girone che faceva da secondo turno. L'anno scorso invece il 3-1 del Tamai al Bottecchia nel girone di ritorno fu uno shock per il Pordenone che stava lottando per andare in Lega Pro, fu una brutta battuta d'arresto, e invece l'ultima vittoria del Pordenone con il Tamai al Bottecchia fu un 5-2, curiosità, chi ha segnato per il Tamai? Vediamo se lo indovini Massimo. Oddio, mi prende in castano. Paolo Zanardo, okay. Che oggi gioca nel Pordenone e probabilmente giocherà anche la partita di domani, quindi anche per lui sono tanti ricordi. Bene, 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 anche con questa curiosità, immagini, ritmo, questo è A Tutto Campo, questa è la sua filosofia, questo sarà A Tutto Campo Serie D con Marco Agrusti. Grazie Marco. Grazie Massimo e grazie a tutti voi. E adesso ci vediamo le immagini bellissime del nostro Davide Pettarini al Bottecchia con i giovani, il settore giovanile del Pordenone. Guardate un po' che spettacolo, alla prossima.